Benvenuti, oggi è lunedì 10 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:20. La luna sorge alle 9:07 e cala alle 23:59. Oggi la Chiesa celebra la Beata Diana. Il nome Diana deriva dal greco e significa celeste, luminosa, divina. Alcuni sostengono che venga dall'isola di Delo, fatta sorgere da Nettuno appositamente per la sua nascita. Ricordiamo Diana come dea romana della caccia e dei boschi. Il 10 giugno si celebra la giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi. La distruzione di tutte le armi non può prescindere dalla lotta contro le radici profonde della violenza. Investire nella giustizia sociale, nell'istruzione di qualità, nell'accesso equo alle risorse e nello sviluppo sostenibile può contribuire a creare una società più pacifica e inclusiva. Compie oggi 65 anni Carlo Ancelotti, ex giocatore e attuale allenatore di calcio. Infinito l'elenco dei trofei vinti con il Milan quando guidava il centrocampo delle squadre di Sacchi e Capello. È l'unico tecnico nella storia di questo sport ad aver conquistato il titolo nei 5 principali campionati europei: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Auguri anche all'attrice napoletana Tosca d'Aquino, che festeggia 58 anni. Esuberante interprete di commedie, la ricordiamo soprattutto nel film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, con il suo tormentone Piripì. Sono 72 oggi gli anni di David Riondino, cantautore e attore fiorentino che da ragazzo apriva i concerti di Fabrizio De André. Con i suoi brani satirici è stato protagonista di trasmissioni televisive come Maurizio Costanzo Show e Quelli che il calcio. Aveva denunciato i brogli elettorali e il clima di violenza in atto nella nascente dittatura fascista. Quel giorno, il 10 giugno del 1924, il politico e giornalista Giacomo Matteotti doveva presentare un nuovo discorso alla Camera per rivelare le sue scoperte sullo scandalo finanziario che coinvolgeva anche Arnaldo Mussolini, fratello minore di Benito. Ma non arrivò mai. Fu rapito e assassinato in macchina da una squadra fascista inviata dal Duce. Vi siete mai accorti che la sequenza di Fibonacci è presente ovunque in natura? Stiamo parlando di una sequenza che viene creata sommando di volta in volta i 2 numeri precedenti, partendo da 2, 1. Si ha quindi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e si prosegue fino all'infinito. Si può quindi notare che l'andamento a spirale associato a questa sequenza si ritrova in natura a partire da piante e fiori, fino ad arrivare alle galassie che ci circondano. Buongiorno e buon inizio settimana, la prima con Marte in Toro. Oggi Luna e Leone, vediamo cosa hanno in serbo i giochi dei pianeti per lo zodiaco. Ariete. Il vostro Marte, il vostro guardiano vi ha abbandonato ora e nel suo primo giorno della sua presenza in Toro, ma continuerà a operare da lì affinché tutto sia concreto e stabile e soprattutto nell'economia che dovrete intervenire. Toro. Arrivando il pianeta della guerra c'è un certo fervore nei vostri gradi proprio perché Marte vi accende di passioni, ma non solo, anche di azioni e di un notevole coefficiente di stress perché Marte ha la capacità di incarnare l'energia del fare e quindi dateci dentro. Gemelli, un bellissimo cielo per voi. Giove, Mercurio, Sole e Venere sono vostri ospiti, mentre oggi una luna a voi molto compatibile, soprattutto con Giove, vi potrebbe fare sviluppare un bel progetto, un bell'accordo che vi mette peraltro in evidenza a livello sociale. C'è anche un bel gioco patrimoniale che può essere ben impiegato da parte dei pianeti.
Cancro. La vostra luna è uscita dai vostri gradi ed è focosamente il Leone. È una luna che parla di vista, è una luna che parla della proprietà delle cose, di poter essere finalmente concrete, desideri insomma che diventano realtà. Occhio alle spese. Leone, la luna oggi è ospite nei vostri gradi, una luna un po' corrucciata perché si oppone a Plutone e quindi vuole risalire al perché di tutta una serie di dinamiche, qualche dubbio, oggi avrete le risposte e quadra anche a Marte, quindi una certa tensione. Stiate bene attenti a maneggiare questa luna che già da stasera sarà molto più calma. Vergine, una luna oggi di 12ª casa, un po' di sensibilità oggi, un po' di ripensamenti, oggi è il giorno in cui venite toccati proprio da un punto di vista emotivo. L'ambiente e lo staff andranno migliorati, mentre invece i pianeti in gemelli vi ricordano che c'è molto da fare. Marte però col suo trigono vi aiuta e vi sostiene, quindi ritrovate energia nell'affrontare le solite 1000 cose. Bilancia. La buona notizia è che Marte è finalmente uscito dall'opposizione e oggi è un giorno decisamente più leggero e che vi lascia molto più spazio per esprimere voi stessi e le vostre attitudini al bello. Vi sentite più disarmati e con l'aiuto e il sostegno dei pianeti in gemelli, che sono tanti, una luna molto favorevole, oggi inizia una splendida settimana. Scorpione. Oggi è il primo giorno di opposizione di Marte. Marte è uno dei vostri pianeti e a 180 gradi di distanza sullo zodiaco vuole semplicemente ricordarvi che la strada per realizzare i vostri obiettivi è davanti a voi, bisognerà semplicemente percorrerla. Sagittario, un cielo zodiacale che vede 4 pianeti in opposizione, ma oggi è la luna che vi viene in soccorso e che parla di affetti un po' nostalgici, affetti un po' lontani, magari qualcuno da raggiungere in giornata. Capricorno, una giornata oggi che dismette le opposizioni e i dispetti della luna e che oggi vi fa ragionare in una maniera decisamente più serena. È Marte comunque il vostro migliore alleato, proprio perché la sua posizione di trigono vi dà passione, vigoria e azione. Acquario, la vostra giornata oggi parte con la luna un po' storta e Marte contro, proprio perché oggi la luna è Leone e Marte è nel suo primo grado di Toro, ma ci pensano Giove, Mercurio, Sole e Venere a essere tutti dalla vostra parte incondizionatamente, quindi sursum corde e le stelle trovano sempre una strada e voi siete bravissimi a illuminare il buio. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che non gode più di un appoggio lunare netto, ma di sottecchi in un gioco di lontananza. La Luna e Nettuno oggi si guardano, il vostro pianeta, la vostra ispirazione. Sicuramente sentimentalmente sarete molto preparati. Saturno però esige da voi una grande quantità di impegno al lavoro, un po' di stress oggi potrebbe essere possibile. I membri dei 2 equipaggi non potevano sapere che quello era il primo appuntamento di una delle sfide più famose nella storia dello sport. Era il 10 giugno del 1829 e sulle acque del Tamigi si fronteggiavano in una gara di canottaggio gli studenti delle università inglesi di Oxford e Cambridge. Fu Oxford a vincere la regata davanti a 20.000 spettatori. Sveliamo l'espressione del giorno "The early bird catches the worm", che in italiano suona come "l'uccello mattiniero prende il verme". Significa che chi si sveglia presto ha più possibilità di successo. Sì, perché agire tempestivamente può aprire le porte della fortuna. E nella nostra lingua noi diciamo semplicemente "il mattino ha l'oro in bocca". In dialetto siciliano il concetto si rafforza ancora di più. Preparatevi a sentire "a matinata fai unnata". Come fare per recuperare tutti gli episodi del Manacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Winston Churchill.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua sconfitta alle elezioni lasciò tutti senza parole. Avrebbe potuto ritirarsi e dedicarsi ai suoi hobby, come l'astrologia, le pratiche esoteriche, il gioco d'azzardo, ma Churchill era un uomo che non riusciva a stare lontano dall'azione. Nulla poteva fermarlo, nemmeno l'infarto, la tragedia della morte di sua figlia e la profonda depressione che chiamava il cane nero. Infatti, nonostante tutto questo, Churchill, già ultra settantenne, tornò in politica e continuò a lottare per la sua amata Inghilterra fino all'età di 89 anni. Infine, il mondo intero ha seguito in TV l'ultimo viaggio di questo invincibile uomo, un evento che ha coinvolto ben 350 milioni di persone. Ci salutiamo con la frase del giorno: sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Ma certe cose non cambiano mai e quindi noi ci vediamo ancora una volta domani per iniziare al meglio la giornata con il nostro almanacco. A domani!